Eraldo Barcaro per l'ottima organizzazione in questa splendida piazza di Rovigo, una bellissima città che ho avuto occasione di riconoscere un po' più a fondo anche grazie appunto alla nostra attività politica. E anche sono stato contento che Eraldo ha fatto un breve cenno delle motivazioni storiche e culturali dell'indipendenza veneto che Veneto Stato cerca di raggiungere. Io vi parlerò brevemente anche delle ragioni economiche. Per ragioni economiche, tengo subito a sottolineare, non si tratta solo di numeri e cifre. Molte volte nella nostra documentazione, nei nostri libretti, nei nostri pliant, parliamo molto di cifre, di schei che ne rimane scarsella se indipendenti anziché essere parte dello Stato italiano, cioè di quanto paghiamo di tasse e quanto non ci torna indietro di risorse pubbliche. Parliamo sicuramente di decine di miliardi che ci vengono depredati all'interno dello Stato italiano come una situazione da colonia. E sicuramente anche di alcuni miliardi anche solo per Rovigo, per quanto piccola è. Comunque queste non sono ragioni economiche, quelle lì sono ragioni completamente numeriche, diciamo di contabilità, di ragioneria. Quando parliamo di economia intendiamo dei rapporti sociali, perché il rapporto commerciale tra due o più persone che si scambiano dei beni, dei servizi, sono dei rapporti sociali. Cioè, ci scambiamo qualcosa perché avvantaggia tutte e due le persone che interagiscono in questo rapporto sociale, in questo rapporto economico. Quindi, quando parliamo di ragioni e motivazioni economiche per l'indipendenza, andiamo ben oltre le cifre di quanto ci rimane più se vogliamo anche dell'egoismo, di quanto ci rimane più in tasca, ma parliamo appunto di un miglioramento della nostra situazione, ma non solo del popolo veneto, ma anche di tutte le altre popolazioni che sono al momento succubi di uno Stato italiano molto inefficiente e ingiusto. Questo ci tengo a sottolinearlo perché recentemente il nostro Alessio Morosin è stato ospite in trasmissione Antena 3 e un altro ospite gli rimproverava che noi seminiamo odio. E quindi questo bisogna fare un passo indietro e dimenticarci un attimo le cifre esatte, i numeri di quanto ci rimane in più e quanto ci rimane in meno. Pensare che stiamo parlando alla fin fine di una riforma amministrativa, cioè l'indipendenza politica, che avvantaggia non solo noi, ma anche le altre popolazioni della penisola italiana. Quindi quando parliamo di motivazioni economiche dobbiamo sottolineare il fatto che non stiamo parlando di mettere delle frontiere intorno ai confini di un Veneto Stato, tutt'altro, se noi vogliamo ancora più rapporti commerciali e sociali con altri popoli che al momento sono sotto lo Stato italiano. Vogliamo più turismo in Sicilia, vogliamo più prodotti siciliani in Veneto. Quindi stiamo parlando di qualcosa che aumenta il benessere sociale non solo di noi veneti, ma di tutte le popolazioni. Questo perché? Perché nel mondo in cui viviamo, in un mondo globale, in un mondo dove vige l'Unione Europea, libero scambio di persone, cioè di posti di lavoro in tutta Europa, libero scambio commerciale, finanziario, non vogliamo richiudere e fare una fortezza con dogane, eccetera, eccetera. Tutt'altro, se qualcuno vive a Ferrare e lavora a Rovigo, lo potrà fare tanto quanto anche dopo l'eventuale indipendenza. Quindi quello che stiamo parlando è alla fine di una riforma amministrativa dove la completa indipendenza politica rimane nelle
più vicino ai cittadini. Più vicino ai cittadini, nel nostro caso in un Veneto Stato indipendente. Questo perché? Perché a livello europeo lo Stato italiano diventa semplicemente un intermediario, cioè quei vantaggi, quelle economie di scala che si potrebbe avere facendo parte di uno Stato più grande, già li abbiamo a livello di Unione Europea. Non ha più senso fare capo a Roma, perché quello ci dà solamente delle inefficienze e dei costi in più. Quindi se parliamo di soluzioni pratiche, vediamo che stiamo perdendo notevolmente di competitività nel resto del mondo, mentre con uno Stato indipendente potremo permetterci di, per esempio, diminuire considerevolmente le tasse per le nostre imprese, che così possono respirare e competere e fiorire e produrre ricchezza non solo per la nostra cittadinanza ma anche per il resto dei nostri di chi commercia con noi. Questo è altrettanto vero per una Sicilia indipendente, per una campagna che si riappropria del proprio potere politico. Perché quando guardiamo in giro per l'Europa a stati che hanno fatto in maniera pacifica e legale un processo di indipendenza, guardiamo la Cecoslovacchia, dove c'erano i più ricchi cechi e i meno ricchi, anzi poveri slovacchi. Dopo una ventina d'anni vediamo che la Slovacchia è cresciuta molto più della Repubblica Ceca. Quindi qua stiamo parlando di qualcosa che avrà un beneficio anche per le popolazioni che adesso su carta ricevono più risorse, mentre noi ne riceviamo di meno. Dopo c'è anche da sottolineare un altro fattore, perché uno magari da Rovigo, che è una città, una provincia di dimensioni minori rispetto al resto del Veneto, dice vabbè, politicamente contiamo di meno a livello italiano, anche in un Veneto Stato indipendente comunque saremo sempre una provincia, un territorio periferico, quindi cos'è che ci cambierebbe a parte magari qualche vantaggio contabile, considerevole vantaggio contabile? Certo, sicuramente non vogliamo riprodurre e fare una piccola Italia con capitale Venezia anziché capitale Roma, ma appunto bisogna anche riappropriarsi del nostro retaggio storico, cioè di una società, di un'organizzazione politica che porta le decisioni nel territorio. Quindi parliamo di tanti esempi magari che sono molto caldi nel Rugino, tipo non so, i centri di accoglienza. Abbiamo fatto una conferenza un mese o due fa, appena prima di Natale, sui centri di accoglienza, che quindi quelle sono cose che comunque devono interpellare la popolazione locale. Non possiamo assolutamente accettare né in Italia né in un Veneto Stato indipendente che qualcuno dalla capitale decida delle decisioni che hanno un notevole impatto sul territorio. Un'altra decisione politica molto importante, tipo la cosa energetica, si parla di fare un nucleare nel Rodigino. Bene, ci sono molte, è sicuramente essenziale dal nostro punto di vista che queste siano decisioni prese dalla popolazione locale, quindi non parliamo di spostare da un centralismo romano a un centralismo veneziano, ma di portare il potere politico sul territorio. Quindi ho fatto l'esempio del nucleare. Qua abbiamo la fortuna di avere l'ingegnere Gianluca Panto qua alla mia destra, che forse molti di voi lo conoscono per l'impegno politico alle ultime regionali, ma che ha anche portato la sua esperienza professionale sul campo di energia e potrà parlare subito dopo di me su una spiegazione riguardante la situazione energetica del Veneto e in particolare i vantaggi e svantaggi per Rovigo e provincia.